Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, ancora dolore e cordoglio a Valbrenta, San Nazario, dove si è tolto la vita ieri mattina un ristoratore a mezz'ora da uno sfratto esecutivo. Il sindaco ha detto staremo vicino alla moglie e alle figlie. Andiamo in diretta da Vanessa Banzatto con Federico Cibotto per la parte tecnica. A te, Vanessa. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo proprio in centro a San Nazario, con me il sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli. Ci troviamo proprio davanti alla trattoria che gestiva con la famiglia Gino Secco, il ristoratore che si è tolto la vita ieri mattina, mezz'ora prima che arrivasse l'ufficiale giudiziario per lo sfratto. Un colpo di fucile, appunto come abbiamo riportato nei nostri telegiornali, che l'uomo si è sparato direttamente al volto. Numerosi debiti che aveva accumulato negli anni, nel tempo, a causa anche di un'attività che pare, almeno dalle voci che abbiamo sentito, non navigasse in buone acque, potrebbero essere state le cause principali che hanno portato l'uomo a compiere questo gesto estremo. Prima però di dare la parola al sindaco, darei anche un'altra notizia tragica, drammatica, arrivata proprio pochissimo fa. Siamo sul Monte Grappa, in territorio comunale di Romano De Zelino, dove l'imprenditore agricolo di 41 anni, Egidio Bergamo, è morto proprio mentre stava lavorando. L'uomo sarebbe stato preso dentro un macchinario, sarebbe rimasto intrappolato in un macchinario, spargi liquame, spargi letame, appunto nei suoi appezzamenti di terreno sul Grappa, una cosa che non gli avrebbe lasciato scampo, quindi l'ennesimo infortunio sul lavoro e soprattutto nel campo dell'agricoltura che si verifica proprio nel nostro territorio, nel nostro Veneto. Egidio Bergamo era conosciutissimo, lo avevamo anche noi intervistato in più occasioni, era amante proprio del lavoro, soprattutto attaccato alla natura, alle bestie che seguiva, alle campagne che lavorava, e quindi davvero è stata una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Tutto sarebbe successo nella tarda serata di ieri. L'uomo si trovava appunto sul Grappa per lavorare la terra. A mezzanotte, attorno alla mezzanotte, i familiari non l'avevano visto ancora rientrare, di conseguenza hanno dato l'allarme. Quando poi i sanitari sono arrivati sul posto, i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, ormai per Egidio Bergamo non c'era più nulla da fare. Comunque noi seguiremo adesso tutta la vicenda e nel telegiornale di questa sera spiegheremo e racconteremo meglio quanto è accaduto. Invece ecco, col sindaco Ferrazzoli ci sono state le campane che puntualmente hanno segnato il mezzogiorno, ma davvero oggi il silenzio che sta imperando nel cuore di San Nazario è fortissimo. Sì, è fortissimo perché ovviamente Gino era una figura di riferimento del luogo, e quindi ovviamente quando accadono situazioni come queste ovviamente è una sconfitta per tutti. Noi diciamo dal punto di vista amministrativo avevamo seguito la vicenda perché potevano profilarsi degli aspetti di carattere sociale, quindi legati al trovare un'abitazione alternativa, ma è evidente che in situazioni come queste non è tanto la necessità di trovare un'abitazione, ma è diciamo quasi la perdita di un'identità che è collegata in maniera indissolubile con il posto di lavoro, e quindi sono situazioni che hanno una drammaticità assoluta, che sono a mio avviso anche caratteristiche di un territorio come il nostro, in cui il lavoro è una componente fondamentale dell'identità di una persona, e quindi quando viene travolto con queste modalità che sicuramente sono legittime ma che magari mettono la persona di fronte a delle situazioni difficili da accettare, diventa una situazione particolarmente gravosa per lui, ovviamente per i familiari, ma per tutta la comunità, perché sono episodi che comunque, piaccia o no, segnano una comunità. La moglie e la figlia sono state ricoverate in ospedale, davvero hanno subito un trauma fortissimo per il dolore, per la perdita del padre e del marito. Sì, ovviamente la perdita associata alle modalità, io sono giù
giunto sul posto poco tempo dopo l'accaduto e quindi erano tutti attonite, le persone che hanno udito i colpi, chi si è recato immediatamente sul posto ad assistere, cioè non è solo diciamo il fatto che succeda un lutto, ma le modalità, la tragicità delle modalità, le motivazioni, la situazione ovviamente attribuiscono dei connotati che sono difficilmente accettabili per i familiari. Si diceva che nessuno avrebbe mai immaginato una cosa del genere, si sapeva che Gino Secco non navigava in buone acque, che era gravato appunto da debiti che ormai si accumulavano da tempo, però nessuno avrebbe mai immaginato una cosa del genere, anche se da voci pare che lui possedeva tre fucili e sembra che la moglie e la figlia, che appunto lavoravano all'interno del locale, in qualche maniera avessero cercato di nasconderglieli proprio per evitare il peggio. Sì, poi guardi, noi in questi anni, come tutte le amministrazioni comunali, ci troviamo quotidianamente, diciamo, ad affrontare situazioni che hanno rilevanza sociale e spesso ovviamente ci si trova in situazioni in cui magari uno dice una parola di più, no? Poi non sempre per fortuna si passa dalle parole ai fatti, quindi diciamo col senno di poi è abbastanza semplice magari fare dei ragionamenti, ma sono situazioni che purtroppo capitano tutti i giorni. Io so per certo che le stesse forze dell'ordine e anche gli avvocati, gli ufficiali giudiziari, insomma, si erano premurati di attenzionare questa situazione proprio perché non accadesse, diciamo, qualcosa all'incolumità propria ma anche all'incolumità altrui, perché non dimentichiamo che chi si trova ad eseguire certi ordini da un certo punto di vista deve avere la precauzione per il soggetto che magari vuole compiere degli atti di autolesionismo, ma c'è anche la possibilità magari che in possesso di armi possa fare delle lesioni altrui, quindi diciamo l'attenzione era stata prestata ma evidentemente non è bastato. Il sindaco ha parlato proprio poco fa di questa identificazione di tante persone, soprattutto di una certa età, con il lavoro. Proprio di questo parla anche lo psicoterapeuta Lino Cavedon, che ha proprio fatto ha tracciato un po' uno spaccato di quello che potrebbe essere successo a Gino Secco. Allora chiederei alla regia di mandare l'intervista allo psicoterapeuta Lino Cavedon. In questa vicenda purtroppo le ragioni economiche hanno colpito al cuore l'identità sociale e non solo le finanze di questo piccolo imprenditore. In queste professioni viene dedicato tantissimo tempo al lavoro, ci sono grandi fatiche, tante rinunce, tanto dovere e poco piacere. Quando diciamo che l'identità di un soggetto è rappresentata soprattutto dall'identità derivante dal lavoro, capiamo anche che disconoscere questa parte della persona significa annullare tutto il suo valore. Quindi l'ufficiale giudiziario che va a mettere i sigilli ad un locale in realtà va a rendere vana una vita di sacrifici e di dedizione al lavoro. Il danno viene proprio fatto all'identità sociale che una persona ha coltivato con impegno per una vita, e questa vita viene purtroppo non solo sminuita ma viene spenta. Credo valga la pena in questi casi considerare le possibili conseguenze di un provvedimento giudiziario allo scopo di aiutare la persona a vedere altri aspetti di sé che attribuiscano valore alla sua vita a prescindere pertanto dall'aspetto lavorativo. Quindi sì, riuscire a capire la difficoltà di tanti imprenditori, soprattutto della nostra regione, riuscire a capire di valere come persone al di là del lavoro, questo forse è l'aspetto più difficile da affrontare per alcune persone. Come comune adesso come potrete aiutare la moglie e la figlia? Come dicevo prima, c'è un aspetto logistico legato all'abitazione, di questo bisogna dialogare con la famiglia per capire se effettivamente è
ancora una necessità. Ovviamente noi in ogni accesso fatto dall'ufficiale giudiziario c'era la presenza del comune attraverso l'assessore Bombieri per dimostrare che sin dall'inizio c'è stata una sensibilità legata al fatto ovviamente che oltre alla questione chiamiamola privatistica legata all'attività commerciale c'era un'attività sociale, perché questo luogo ha sempre rappresentato un punto di riferimento per la comunità e quindi vi era un totale interesse da parte dell'amministrazione comunale affinché rimanesse aperto. Questo a dimostrazione del fatto che ovviamente magari la persona in sé pensa di perdere un po' l'identità col lavoro, ma è comunque un punto di riferimento sociale per dire l'importanza che ha in una comunità. Insomma, il Comune adesso, abbiamo sentito anche dal Sindaco, valuterà come poter stare vicino a questa famiglia dilaniata da un dolore inimmaginabile. Direttore, da Sannazzaro per il momento è tutto, ti ricevo la linea. Grazie Vanessa Vanzatto e Federico Cibotto. Oggi in regia ci sono Alberto Pivetta e Marco Gagliazzo. Adesso andiamo a Campodoro da Valentina Visentini e da Cristian Roque Allende per la parte tecnica, perché un'anziana ieri è stata travolta e uccisa da una moto, da un motociclista mentre stava attraversando la strada. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, ci troviamo proprio nel punto dove è avvenuto l'ennesimo incidente mortale, qui nella strada tra Campodoro e la frazione di Bevadoro. L'ennesima vittima della strada è un'anziana di 89 anni, Anna Polese, che stava attraversando la strada proprio in questo punto, doveva raggiungere la sua abitazione ed è stata travolta da un motociclista che l'ha urtata. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare sul posto, sono intervenuti i carabinieri, l'elisoccorso dall'ospedale di Padova, ma appunto per l'anziana erano troppo gravi le ferite ed è deceduta sul colpo. Ferito non in modo grave il 42enne di Grisignano di Zocco che l'ha investita in moto, è stato portato in ospedale a Cittadella. Purtroppo nella giornata di ieri Anna Polese è la seconda vittima della strada, perché in mattinata tra San Giorgio in Bosco e Fontaniva un altro anziano, Luigi Rosso di 79 anni, era stato travolto mentre era uscito con la sua bicicletta. Anna Polese, 89 anni, era molto conosciuta qui a Campodoro, ben voluta, una signora molto attiva e dinamica. Abbiamo intervistato due vicini di casa che la ricordano così e che parlano di una strada, questa in cui ci troviamo, davvero molto trafficata e dove le auto e le moto corrono ad alta velocità. Le interviste, poi la linea può tornare allo studio. Sì, la conoscevo molto bene, anche perché è una signora molto simpatica, soprattutto anche perché passava quasi tutti i giorni qui a piedi e andava a trovare la figlia qua che abita proprio in paese. L'avevo vista giusta nel pomeriggio in auto che stava andando verso casa. Cioè è una cosa veramente inaspettata. Guardi, ho ancora un magone perché proprio non pensavo fosse lei. Lei ieri sera ha sentito qualcosa? Lei? Assolutamente niente, perché ero dentro casa e mio marito è venuto a casa e mi ha detto: guardi, deve essere successo qualcosa perché c'è confusione verso la strada, e siamo usciti in quel mentre che sono uscita è arrivata l'ambulanza e si è fermata subito lì dove è successo il fatto, e a distanza di 5 minuti, non di più, è arrivato anche l'elisoccorso che si è atterrato lì nel campo vicino. Naturalmente la curiosità è tanta, ma soprattutto nel fatto che quando è vicino a casa così che succedono queste cose dispiace tanto, veramente, guardi, sono rammaricata veramente tanto. Senta, ma qua corrono le macchine perché abbiamo visto? Purtroppo la vede che c'è un dosso, c'è un limite di velocità, ma una buona parte non lo osserva. C'è un deterrente lì che non funziona da anni, ma purtroppo la velocità qui è impossibile. Ci sono delle auto che fanno urlare il motore quando passano. Qui hanno il coraggio di sorpassarsi in quel tratto di strada qui che vede, un sorpasso che a 100 metri c'è un incrocio. Quindi queste cose servono relativamente. C'è la persona come me che sono paurosa, diciamo fra virgolette, ma ci tengo alla velocità e quindi sto attenta. Proprio ci sono le persone che non mi interessa proprio per niente. Lei conosceva la signora Anna? Sì, la conoscevo bene. Abita qui vicino a noi, sempre stata una brava signora.
purtroppo. Senta, ieri sera lei ha sentito qualcosa? No, io non ho proprio visto niente perché sono rientrato a casa e ho visto la strada chiusa con tutta la gente e dopo sono andato fino a vedere, però non ho visto niente, non so niente. Grande dolore per la famiglia della signora Anna, che insomma era... Perché era una persona ancora in gamba, una persona abbastanza, sì, autonoma diremmo. Qui si corre, vediamo le macchine sfrecciare, è una strada un po' pericolosa? Qua corrono tanto, corrono. Non rispettano i limiti qua nessuno. Ci sono quelle macchinette lì, non servono a niente. Questo è il problema. È stata una strage di pedoni e di ciclisti negli ultimi 2 giorni. Vediamo, ha citato prima l'incidente di San Giorgio in Bosco, Valentina Visentini. Vediamo il servizio. Viveva nel vicino comune di Fontaniva Luigi Rosso, 80 anni. La sua vita è finita in questo fossato all'angolo tra via Bocchiero e via dei Laghi nel territorio di San Giorgio in Bosco. Stava percorrendo questa strada di campagna con la sua bici. Erano le 7:30 quando l'anziano è stato travolto da un'auto condotta da un 45enne. Un impatto terribile, l'uomo che finisce nel fossato, immediati soccorsi. Sul posto arrivano i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri. Per Luigi Rosso però non c'è nulla da fare. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Cittadella che hanno posto sotto sequestro sia la bicicletta dello sfortunato ottantenne sia l'auto. Sotto accusa la strada. Chi vive qui racconta che nessuno rispetta i limiti. Molto veloci, molto veloci, anche perché hanno fatto il salto là che non è migliorato, è peggiorato, perché magari c'è la macchina che rallenta e l'altra che sorpassa proprio sul salto, dunque è andato peggio. E in effetti a pochi metri dal luogo del terribile incidente c'è un dosso, una strada parallela alla Valsugana, via Bocchiero, che molti usano come scorciatoia. Corrono tantissimo, è una cosa, diciamo che nella statale si corre meno, nella statale di San Giorgio, è più, qua invece sia camion che trattori, anche i trattori che adesso corrono tantissimo, che i trattori ti fanno anche paura. I camion forse un po' rallentano, però il trattore, le macchine, ci sono quelli un po' prudenti e ci sono quelli che invece... Alla famiglia di Luigi Rosso si stringe anche il sindaco di Fontaniva, Alberto Trento, che affida a un comunicato tutto il suo dolore e la sua vicinanza. Servizio di Caragaiani, e c'era stato un incidente mortale anche a Vicenza. Vediamo. Correva tanto il 48enne alla guida di un appunto che ha travolto e ucciso il 74enne Giuliano Bettio, ex sindacalista tesoriere di Wilposte Vicenza, che stava attraversando via Zampieri la sera di domenica 29 marzo. Nessun segno di frenata né prima né dopo l'impatto, nessuna attenzione alla persona investita, tanto da essere fuggito provocando altri danni a vetture in sosta. Quella strada è completamente curva, con posteggi su entrambi i lati e anche una velocità nel limite dei 50 all'ora può rivelarsi pericolosa in caso di imprevisti. E noi ci appelliamo come sempre alla responsabilità dei cittadini e di chi guida i veicoli in strada, perché un'auto può essere un mezzo di trasporto se guidata con prudenza e attenzione nel rispetto delle norme, ma può diventare un'arma letale se guidata con distrazione o a velocità eccessiva. L'appello lo rivolgiamo ai cittadini, ma l'appello lo rivolgiamo anche alle istituzioni, al Ministero. Gli enti locali, dice Spiller, si trovano spesso nell'impossibilità di adottare misure preventive per la sicurezza stradale urbana. Se è vero che pene più pesanti per chi commette questi reati sono importanti, allo stesso modo è importante dare strumenti agli enti locali e ai comuni per poter monitorare e controllare le strade. Ad oggi è sostanzialmente impossibile fare controlli sulla velocità dei veicoli, è quasi difficile, molto difficile istituire le zone 30 perché vengono richieste sforzi enormi da parte delle amministrazioni per identificarle. Noi chiediamo anche alle istituzioni, visto che le strade, lo è dimostrato, sia in città di Vicenza ma dappertutto, sono luoghi potenzialmente pericolosi, di darci gli strumenti per poterle controllare con efficacia. La Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Il conducente è risultato negativo a tutti i controlli su alcol e droghe.
Servizio di Mirko Cavallina. Adesso andiamo a Treviso perché stamattina c'è un vertice in prefettura per prorogare la zona rossa. In diretta Cristian Arboit, a te Cristian. Direttore, buongiorno da Piazza dei Signori con Nicoletta Rizzetto alla parte tecnica. Si è aperto da poco questo vertice in prefettura, sono passati di qua tutti, dal sindaco di Treviso Mario Conte al comandante della polizia locale Patrick Antonello, il presidente della provincia di Treviso Marco Donadel e poi appunto tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco. Il tema è chiaramente quello se prorogare o meno la zona rossa allargata, così era stata definita il 7 febbraio scorso, giorno in cui è scattata, 60 giorni la durata del provvedimento che quindi scade subito dopo Pasqua. Da qui l'urgenza di capire che cosa si deve fare adesso. Prima abbiamo sentito anche il sindaco Mario Conte e Mario Conte già nei giorni scorsi, anche attraverso i nostri microfoni, aveva auspicato una proroga dello strumento che, lo ricordo, consiste in controlli rafforzati ma anche in una maggiore facilità di allontanamento dei soggetti con precedenti e dei soggetti sospetti. La zona rossa al momento qui a Treviso riguarda la zona della stazione, tutta l'area quindi di Via Roma, il quadrante caldo di Via Roma e il quadrante altrettanto caldo di Piazza Borsa, Via Zorzetto, Via Fiumicelli, la zona del PAM, del supermercato PAM, dove anche sabato sera c'è stata una rissa furibonda che vi abbiamo documentato nei nostri telegiornali, con tanti soggetti che sono stati identificati e che sono stati allontanati proprio dalla zona rossa. Insomma, una situazione in evoluzione. Dal vertice dovrebbe uscire una risposta che riguarda principalmente la gestione anche di un fenomeno complesso come quello delle baby gang, dei maranza, dei bulli, che riguarda il centro città ma in realtà coinvolge e sconvolge anche tutta la marca trevigiana. Perché? Perché ci sono dei casi eclatanti anche di queste ore che arrivano da tutta la provincia. Il primo da Conegliano, con una rapina ai danni di un minore da parte di coetanei avvenuta i primi di marzo a scuola. Ebbene, questi soggetti sono stati identificati e denunciati per rapina e lesioni. Volevano impossessarsi degli effetti personali di questo loro coetaneo, e questo all'esterno di scuola, l'istituto Galilei. Il secondo episodio gravissimo, molto grave, a Trevignano, con 3 quattordicenni che per mesi hanno veramente reso la vita un inferno a un ragazzino, a un tredicenne, bersaglio di angherie di vario tipo. Il 20 marzo scorso questo ragazzino è stato anche picchiato selvaggiamente, con diversi giorni di prognosi riportati al pronto soccorso. È scattata la denuncia anche per questi 3 quattordicenni e pensa, direttore, una denuncia anche per stalking, per atti persecutori. Ed è abbastanza raro che dei minorenni vengano accusati per stalking e atti persecutori, quindi a maggior ragione la loro condotta è stata davvero criminale. Ma ti faccio sentire da questo punto di vista il tenente colonnello Stefano Mazzanti, che è comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso, reparto che ha condotto accanto alle stazioni locali entrambe le operazioni. Poi da Piazza dei Signori con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Mazzanti. Tenente colonnello Mazzanti, minorenni ancora una volta protagonisti di tanti fatti di cronaca. Il primo ci porta a Conegliano. Cos'è successo? Sì, sono 2 fatti distinti che riguardano purtroppo sempre dei minori. Nel primo caso è una tentata rapina nei confronti di uno studente quindicenne dell'Istituto Galileo Galilei di Conegliano.
nei confronti del quale 3 coetanei, in realtà erano 2 sedicenni e un 17enne, hanno tentato di rubare alcuni indumenti aggredendolo fuori da scuola. Nella circostanza, per fortuna, un passante ha notato quello che stava accadendo e l'intervento della pattuglia dei carabinieri di Conegliano ha messo in fuga i giovani, che poi sono stati tuttavia rintracciati e denunciati in stato di libertà per tentata rapina. Nell'altro episodio invece si parla di 3 quattordicenni. Il fatto è accaduto a Trevignano, nell'oratorio parrocchiale, nei confronti di un 13enne. Questi 3 giovani avevano messo insieme delle vessazioni e anche delle aggressioni, in particolare avevano nella circostanza creato delle lesioni guaribili in 5 giorni. L'approfondimento investigativo poi invece ha consentito di far risaltare che nei confronti di 2 di loro c'era anche l'ipotesi accusatoria di atti persecutori, perché è saltato fuori che dal settembre 2025 questi giovani avevano messo insieme una serie di vessazioni nei confronti del ragazzo, tanto da ingenerargli anche uno stato di ansia che perdurava e perdura tuttora. Quindi abbiamo contestato questo tipo di reato a questi 2 minori. Noi mettiamo in campo tutta una serie di forze, ripeto, ogni giorno mettiamo circa 100 pattuglie sul territorio, e inoltre la nostra capitalità territoriale ci consente di ricevere, di scoprire questi episodi, di portarli alla luce, e in molti casi purtroppo si parla anche di minori, quindi quando si parla di questi soggetti provvediamo a deferirli all'autorità competente. Grazie molte Cristian Araboiti e Nicoletta Rizzetto. E adesso vediamo, sempre per la serie vandalismi e comportamenti aggressivi di bande di adolescenti, cosa è successo a Monticello Conte 8. I residenti di Via Volta hanno chiesto al sindaco di rimuovere le panchine per rendere il parco inospitale. È l'ultima cosa che vorrei fare, perché è proprio antipatico rimuovere delle panchine che sono state installate anche recentemente appositamente per il benessere, per il tempo libero di tutti i cittadini, e quindi l'occupazione quasi in massa da parte di ragazzini di una cosiddetta baby gang che disturbano, sporcano, disturbano tutto il vicinato. Preoccupati per quanto accade nella zona, i cittadini hanno inoltre consegnato al sindaco una petizione segnalando gli episodi più eclatanti. Segnalano disturbi giorno e notte, con petardi, per esempio nel periodo delle festività, petardi, addirittura bombe carta. Sono minorenni per lo più, siamo preoccupati però perché il gruppo sta crescendo e arrivano ragazzi anche da altri comuni e quando il gruppo è grosso diventa veramente minaccioso. Allertate le forze dell'ordine che stanno eseguendo controlli mirati, il sindaco chiede aiuto e si appella anche ai residenti. Abbiamo chiesto collaborazione ai cittadini, alle associazioni, anche per mettere in pratica delle attività che li possano avvicinare i ragazzi, che li possano far desistere dalle azioni moleste, e anche e soprattutto ai genitori, perché quando i ragazzi vanno a fare danni sono i genitori dei minorenni responsabili. Controlli delle fiamme gialle per i prezzi dei carburanti che sono alle stelle, non soltanto per colpa della guerra in corso, ma anche di frequenti speculazioni. Ci sono irregolarità riscontrate su un caso su 4. Vediamo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri. C'è Luisa Bertini, scusa Luisa, avevo dimenticato che eri in collegamento. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Effettivamente aumentano i controlli, sono stati potenziati i controlli da parte della Guardia di Finanza già da qualche tempo, da qualche settimana, proprio a tutela dei consumatori ma anche a tutela della trasparenza del mercato dei carburanti. I controlli che si sono rivolti soprattutto alle direttrici principali delle strade di tutta la provincia del Vicentino.
nel prossimo servizio. Sentiamo anche qual è stato l'esito dei controlli della Finanza di Vicenza. Intensificati i controlli della Guardia di Finanza in tutto il territorio provinciale, dal Vicentino al Bassanese, a tutela dei consumatori e della trasparenza nel mercato dei carburanti. Le fiamme gialle beriche hanno intensificato l'attività ispettiva lungo l'intera filiera distributiva dei prodotti energetici, concentrandosi sul controllo degli impianti di distribuzione nelle principali arterie stradali dell'intera provincia. Nello specifico sono stati condotti dall'inizio dell'anno circa 30 controlli, riscontrando il 25% dei casi delle irregolarità. Questi attengono principalmente alla pubblicità dei prezzi riportata nella cartellonistica o nonché omissioni praticate dai commercianti circa la comunicazione dei prezzi all'osservatorio dei prezzi istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le violazioni sono state da ultimo comunicate alla Prefettura di Vicenza, che è l'ente competente per l'irrogazione delle relative sanzioni. E proprio a proposito dei rincari che non riguardano solo i carburanti ma in generale, per noi Mirko Cavallin ha raccolto le voci dei vicentini tra chi stringe la cinghia e chi mette in atto delle strategie particolari. Quindi vi lascio al servizio e poi la linea può tornare allo studio. Chi si sposta per lavoro o anche solo per diletto con l'arrivo della bella stagione, dei carburanti non può fare a meno. Chi usa l'auto per piccole necessità quotidiane riesce in qualche modo a calmierare i consumi. La spesa è cresciuta per tutti e i prezzi ormai si sono allineati, con differenze di pochi centesimi, dei quali comunque si va a caccia. Affitto, bollette, benzina, mangiare, spese impreviste, caldaie, frigoriferi che si rompono, lavatrici, gomme da cambiare, la macchina al meccanico. Chi le considera queste cose? Siamo noi consumatori che ci rimettiamo a livello di tasche, a livello di budget familiare rispetto a questo incaro che è esagerato ed è in continuo aumento. Di solito facevo il pieno, adesso faccio 20 euro sperando che cali. L'ultima volta che ho fatto così è cresciuta e quindi questo è il risultato. Tra una settimana finisce anche lo sconto a C. Esatto, e crescerà ancora di più, ma comunque vabbè, qualcosa faremo. Sostanzialmente non è cambiato molto, perché comunque l'auto ti serve, la utilizzi per lavoro e di conseguenza devi utilizzarla. Certo, guardi un po' i prezzi alla pompa dove conviene un po' di più. Cerco di fare il minimo possibile di benzina, di gasolio. Quant'è la misura? Adesso ho fatto il pieno perché ero a metà serbatoio, ma cerco di andare a piccoli step. Cerco di usare meno la macchina e di consumare meno. E consumare meno, cioè guidando? Vado più piano, tengo la macchina a giri più bassi e cerco di usarla meno. Alla fine però il conto va ben oltre i 100 euro, denaro sottratto ad altre spese. E ci sono anche situazioni di carburante esaurito, non tanto ci viene spiegato per eccesso di richiesta, quanto per assenza di rifornimento. E così i clienti vanno altrove a caccia del prezzo meno caro. Servizio di Mirko Cavallin, grazie anche a Luisa Bertini e a Simone Squarcina per il collegamento da Vicenza. Intanto le autostrade Alto Adriatico sono pronte a ridurre il prezzo del carburante nelle aree di servizio delle tratte di competenza. È un sostegno importante a fronte dei continui rialzi dei costi. Vediamo. Viaggiare sta diventando sempre più complicato, i rialzi dei prezzi del carburante stanno mettendo in crisi automobilisti e camionisti. Solo qualche giorno fa la CGIA di Mestre aveva sottolineato, senza mezzi termini, che a pesare su aziende e cittadini è sempre più il caro carburante, con il gasolio ad oggi decisamente sopra i 2 euro al litro. Particolarmente preoccupati sono gli autotrasportatori, che hanno ammesso come senza un intervento il settore rischi il collasso. Così il concessionario che gestisce la rete autostradale del Triveneto si è detto disponibile a ridurre i costi del carburante per una durata di 20 giorni fino a 5 centesimi al litro, che si aggiungeranno alla riduzione di 25 centesimi approvato dal Consiglio dei Ministri con decreto legge il 18 marzo scorso. Insomma, andare alle pompe di benzina nelle tratte di competenza A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Conegliano, A23 Udine Sud Palmanova, A34 Villesse Gorizia, A57 tangenziali di Mestre fino al Terraglio
bagaglio costerà meno. Un modo per dare il proprio contributo alla situazione contingente al fine di venire incontro all'utente e di massimizzare i benefici. Con questa azione coordinata con le altre concessionarie autostradali intendiamo sostenere l'intervento del governo e dare un segnale di vicinanza alle migliaia di famiglie, lavoratori e pendolari che attraversano la nostra rete autostradale, una delle più trafficate in Italia e in Europa, soprattutto in un periodo come quello del Ponte Pasquale, contrassegnato da un incremento dei transiti, spiega il presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco, che ricorda come la stessa società sia impegnata da anni anche nel contenimento dei pedaggi autostradali, fermi dal 2018, a favore degli utilizzatori dell'autostrada. Servizio di Daniela Sizia, torniamo ancora alla cronaca, ore di paura ieri sera a Verona. Poco dopo le 21:30 i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato in una navetta per rifiuti da cantiere posizionata nel piazzale adiacente all'Hotel Maxim in via Beviglieri. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Al momento dell'evento, all'ultimo piano della struttura, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le fiamme si sono propagate rapidamente ai materiali presenti nelle vicinanze, coinvolgendo anche alcuni cipressi a ridosso della facciata dell'albergo. I pompieri intervenuti con squadre dalla sede centrale dal distaccamento di Caldiero sono riusciti a circoscrivere l'incendio ed effettuare tutte le verifiche necessarie. In via precauzionale circa 300 ospiti, tra cui alcune scolaresche, sono stati evacuati e messi in sicurezza. Le pagine, perché non è più una pagina, le pagine dei furti, 6 arresti per la banda delle spaccate, attiva tra Italia e Romania, fermato a Firenze l'ultimo ricercato. Si chiude così il cerchio sull'organizzazione che ha colpito anche a Padova e a Castelfranco Veneto. La Polizia di Stato chiude il cerchio su una banda transnazionale specializzata in spaccate, 6 arresti e colpi per centinaia di migliaia di euro tra Veneto e Toscana. La squadra mobile di Padova ha eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere su disposizione del GIP, richiesta dalla Procura, nei confronti di cittadini rumeni tra i 28 e i 45 anni, ritenuti parte di una cellula criminale attiva tra Italia e Romania, con refurtiva destinata al mercato illegale dell'area balcanica. L'indagine parte dalla spaccata del 18 dicembre 2025 all'Ottica Max di Padova, dove furono rubati occhiali per oltre 200.000 euro. Al gruppo vengono attribuiti anche altri 2 colpi, lo scorso 23 gennaio a Castelfranco Veneto ai danni del negozio Luxury Mood. In quell'occasione 3 malviventi, dopo aver infranto parte della vetrina con un tombino, si erano introdotti all'interno del negozio, razziando numerose borse griffate, con un valore all'ingrosso di oltre 25.000 euro. Il secondo colpo risale lo scorso 2 marzo a Montecatini Terme, alla profumeria Rossana, dove i malviventi hanno rubato profumi per un valore di oltre 50.000 euro. Decisivo l'intervento del 3 marzo scorso. 4 membri della banda sono stati bloccati dopo un furto da 200.000 euro alle officine ottiche Gianeletti di Padova. In fuga verso Bologna hanno tentato di cambiare auto, ma sono stati intercettati e arrestati. Una quinta componente, una donna rumena, era stata rintracciata e arrestata a Roma, mentre nelle scorse ore è stato individuato anche l'ultimo ricercato, un 40enne rumeno fermato a Firenze e condotto in carcere, completando così l'esecuzione di tutte le misure cautelari. Le indagini hanno ricostruito l'operatività del gruppo, che utilizzava un'auto con targa francese per spostamenti frequenti oltre confine e che colpiva con la tecnica del tombino, sfondando le vetrine in pochi minuti. Invece di Marta Zatta, vediamo anche i furti tra Arsier e Fonzaso. Non è ancora stata individuata la coppia responsabile del colpo messo a segno ad Artenna domenica pomeriggio. I volti di un uomo e di una donna, entrambi di giovane età, sono stati però ripresi da una telecamera di sorveglianza all'interno della casa dove è stata fatta razzia di denaro e gioielli. Il clima è di allerta fra Arsier e Fonzaso, dove nel weekend è stato denunciato un furto in un'abitazione. Ci sarebbero stati almeno altri 4 tentativi di intrusione in altrettante case, praticamente in pieno giorno. Sono stati ripresi dalle telecamere interne e così abbiamo anche visto chi sono questi signori. Insomma, una coppia abbastanza giovane che con molta, senza vergogna sono entrati su una casa con
molta nonchalance. I volti della coppia, un ragazzo e una ragazza, sono stati fissati e registrati dalla telecamera di sorveglianza dell'abitazione. I proprietari hanno diffuso le immagini che hanno fatto il giro del web e sono finite nelle mani dei carabinieri, che hanno immediatamente avviato le ricerche. Contrariamente ai rumors, però, la coppia non è stata fermata. Dei due giovani finora nessuna traccia. Nell'unico appartamento in cui il furto è andato a buon fine sono spariti gioielli e denaro e il bottino si aggira attorno ai 5.000 euro. Il colpo sarebbe stato messo a segno fra le 16 e le 20 di domenica scorsa. Non è la prima volta che il Basso Feltrino, che è terra di confine, viene preso di mira da malintenzionati. L'attenzione perciò resta alta. È successo un po' un mesetto fa che c'era stato un altro raid sulla frazione di Fastro e Bellame, e quindi per la seconda volta ci troviamo in questa situazione. Adesso abbiamo anche fatto una riunione al nostro interno e anche entrato con le forze dell'ordine, stiamo coordinando un'azione mirata sul territorio. Siamo all'economia e alle imprese che sono ovviamente colpite dalla guerra nel Medio Oriente, da quanto sta accadendo. Ci sono pesanti ripercussioni anche oggi sui mercati azionari. È un settore trainante, è sempre stato quello della occhialeria bellunese, che sta vivendo una fase di difficoltà. Andiamo in diretta da Fabio Fioravanzi e da Stefano Bozzi per la parte tecnica. A te, Fabio. Grazie direttore, come ricordavo, un settore trainante in provincia di Belluno. Basti dire che sui 18.000 dipendenti impiegati in questo settore, Belluno fa non la parte del leone, di più, perché si parla di 14.000, questo per dare un senso, e con già nei primi mesi però un calo dell'export. Il 90% del prodotto va in altri stati, con un calo di circa il 2% nell'export, e chiaramente anche con l'influenza, l'ultima ovviamente novità di quest'anno in questo senso, dei dazi voluti da Trump, che hanno messo in difficoltà queste produzioni, con un crollo del mercato americano. Abbiamo qui tutte le rappresentanze sindacali, perché oggi ne hanno voluto parlare in una conferenza stampa. Comincerei da Giampiero Marra per Filtem. Quanto è forte la preoccupazione per un settore che abbiamo detto così importante, trainante in provincia di Belluno? Beh, la preoccupazione c'è, perché questa non è una crisi congiunturale, ma noi immaginiamo essere una crisi di sistema, e questa è una cosa che ci preoccupa molto, perché conosciamo le crisi congiunturali. Sulle crisi di sistema è più complicato ragionare. Passiamo a Milena Cesca di Femca. Nell'occhialeria va distinto, credo, quella che è la grande azienda, ce n'è una che da sola ha 10.000 dipendenti, e quella che invece è la filiera di chi lavora per conto terzi. Assolutamente sì, è un settore che è fatto di grandi player, pochi e importantissimi, e una filiera di fornitori, ma rivestono uguale importanza e vanno tenuti in grande considerazione le professionalità, gli uomini e le donne, ma anche la capacità di investire, di rigenerarsi e di innovare da un punto di vista tecnologico. E poi lo chiudiamo con Marco Frezzato di Wiltec. La grande sfida è quella di portare qui la produzione di quello che diciamo è l'occhiale tecnologico del futuro, che davvero farebbe di tutto. Sì, quello è l'elemento a cui noi vogliamo porre particolare attenzione, che è quello appunto della tecnologia che abbraccia sempre di più l'occhiale, e creare tutto un contesto che non gravi solo ed esclusivamente sulle aziende, ma anche su politica e istituzioni, che dia modo di produrre, effettuare, lavorare la tecnologia, creando e sviluppando nuove competenze, e dia modo all'impianto industriale Italia di far fronte all'avvento della tecnologia e essere performanti. Ecco, diciamo rapidamente, occhiali del futuro che potrebbero essere in grado di fare che cosa? Anzi, in parte già ce ne sono che lo fanno. Allora, l'occhiale tecnologico può essere puramente di moda, quindi con telecamera che sviluppi foto, video, ma sfocia anche nel medicale, perché ci sono impianti di occhiali tecnologici che aiutano per esempio i non vedenti, o anche chi ha problemi di udito, con dei microfoni specifici sull'asta che aiutino appunto chi ha dei problemi di udito.
E con questo, dietro di tutto, decisamente parliamo di occhiali ben diversi da quelli che stavo indossando io. Da Belluno con Stefano Bozzi restituiamo la linea allo studio. Grazie a Fabio Fioravanti e a Stefano Bozzi. Restiamo in ambito economico, anche in vista della Pasqua, manca poco alla Pasqua. Vediamo un titolo del Corriere del Veneto, che adesso ripesco subito. Pasqua, gli aumenti dei prezzi colpiscono uova, colombe e carburanti e non è finita, rialzi per tutto aprile. Noi siamo andati a sentire i commercianti di Vicenza che nonostante le difficoltà restano ottimisti. La Pasqua è sempre un'incognita, non è mai uguale all'anno scorso. Comunque noi siamo preparati e speriamo bene, perché tutto quello che vede fatto qui, sia di uova sia di dolci, esce tutto da quel laboratorio lì. Speriamo che arrivino tanti turisti, perché la città di Vicenza merita di essere visitata. È partita anche una bella mostra fotografica, perciò la città c'è. I locali ci sono, pronti ad accogliere chi vuole venire a trovarci. C'è sempre il commerciante, si aspetta, diciamo, no? La fiducia che vengano, dopodiché... Speriamo che un attimo si riavvivi il centro, perché in questo momento qui lo vedo molto molto triste. Noi proponiamo sempre qualcosa e speriamo che ci sia un po' di afflusso di gente da poter anche noi andare avanti, perché è un periodo veramente molto critico. E nel mio negozio soprattutto a via Baccalà e tortellini, perché il tempo è ancora freddo e sicuramente sono un prodotto che va parecchio. Sì, un po' di contrazione c'è, adesso nel caso nostro specifico non è un periodo dei migliori, perché qui c'è la tradizione dell'agnello, del capretto e un po' meno del pesce, perché in teoria si verrebbe fuori da 40 giorni di astinenza. E quindi non è un periodo di grandissimo lavoro per noi. I vicentini chiedono pesce nostrano, pesce buono, di esotico non gliene importa nulla, anzi decisamente chiedono il nostrano, che è quello più ricercato, e i pesci appunto che vengono pescati da noi, quelli selvaggi, i branzini, le orate, tutta roba grande o piccola che sia, però che sia possibilmente locale o dell'Adriatico. Beh, noi ci aspettiamo un miracolo, perché diciamo con tutte queste guerre che ci sono in giro solamente un miracolo ci può sanare anche il nostro spirito, la nostra anima, e che sia una Pasqua felice per tutti e che tutto finisca. E a proposito di generi alimentari, i NAS hanno condotto dei controlli nelle mense ospedaliere e nelle case di riposo fra Treviso, Venezia e Belluno, con irregolarità riscontrate in una su due delle strutture. Non ci sono le gravi situazioni riscontrate a Napoli o Brescia, con strutture sospese perché infestate dagli insetti, o la contaminazione batterica registrata a Salerno, ma le violazioni, seppur minori, non sono mancate nemmeno nell'area sotto la lente dei carabinieri del NAS fra Treviso, Venezia e Belluno. In tutta Italia, tra il 19 febbraio e il 22 marzo, 588 controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria. Controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare all'interno delle strutture destinate ai pazienti. Nella nostra area gli accertamenti hanno riguardato 19 mense. Le principali irregolarità riscontrate hanno riguardato carenze igienico-sanitarie nei locali di preparazione e deposito degli alimenti, criticità strutturali e manutentive, inadeguata applicazione delle procedure di autocontrollo. In totale, su 19 accertamenti, 11 le non conformità strutturali e sanitarie registrate, praticamente una su due, con 10 persone segnalate e 12 sanzioni amministrative, 29 campioni prelevati inoltre e sottoposti ad analisi. Nello specifico, nel Trevigiano 7 controlli con 3 non conformità, 3 persone segnalate e 4 sanzioni comminate. Nel Veneziano 8 accertamenti, 4 non conformità, 4 persone segnalate e 4 sanzioni. Nel Bellunese la situazione è più grave percentualmente, 4 irregolarità su 4 controlli, con altrettante sanzioni e 3 persone segnalate. Servizio di Nicola Zanetti, a Mestre e Marghera, boom di stranieri e affari illeciti. È stato scoperto il racket delle residenze con un business invisibile dietro ai permessi di soggiorno.
dove ci sono appartamenti abitati da 9, 10, 15 persone, perché è evidente che non è possibile subaffittare a così tante persone e solo l'elemento, la strategia, ecco, la tecnica della dichiarazione di ospitalità può aggirare questi vincoli e lì si annida la criminalità. Si chiama racket delle residenze, accade in particolare a Mestre e a Marghera, dove la popolazione di residenti stranieri negli ultimi 20 anni, a partire dal 2002, è cresciuta rispettivamente del 631% e dell'867%, come da studio di Ca' Foscari, commissionato da Fondazione Pellicani e documentato dai dati di Veneto Lavoro. Un vero record, così come la cifra pagata dai cittadini stranieri per una lettera di ospitalità al fine di ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno in vista di un lavoro. Sui 1.200 euro all'anno, cui vanno ad aggiungersi non meno di 500 euro mensili per un posto letto in un appartamento, il più delle volte condiviso con sconosciuti. Qualche migliaio di euro poi complessivamente, perché molto spesso oltre alla redazione della dichiarazione di ospitalità da allegare alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno o di rinnovo di permesso di soggiorno, poi quella abitazione stabile per poter continuare a esistere richiede una pattuizione o comunque una dazione di denaro, è evidente. È il mercato grigio dell'alloggio, dove la residenza diventa una merce necessaria per lavorare e restare in regola. La questura sappiamo che sta approfondendo le questioni. I controlli spettano al comune e alle forze dell'ordine, tra cui polizia locale, polizia di Stato e guardia di finanza, ma tra paura di denunciare verifiche difficili, il sistema continua a prosperare. Il messaggio alla prossima amministrazione comunale. Indire una consulta permanente, un tavolo permanente tra istituzione e rappresentanti dei cittadini o comunque amministratori di condomini, anche magari con un sistema di whistleblowing dove possano essere vagliate e analizzate tutte le situazioni di criticità, in modo tale che poi l'istituzione comunale possa utilizzare la forza di polizia di prossimità per effettuare questi controlli. A Malo proseguono le indagini per identificare gli autori del biglietto contenente minacce di morte rivolte al sindaco. Nel comune erano in corso controlli preventivi contro spaccio e vandalismi ad opera di baby gang. Continueremo su questa strada perché ritengo che chi crea o pensa di creare pressione o inviare messaggi intimidatori al sottoscritto ha sbagliato proprio piano. Non accettiamo nessun tipo di intimidazioni alle istituzioni, a maggior ragione al sindaco, il primo rappresentante dell'ente a tutela della sicurezza dei cittadini. Moreno Marsetti non fa sconti a nessuno e assicura che le forze dell'ordine sono già sulle tracce degli autori del biglietto lasciato sul parabrezza della sua auto con la minaccia di farla esplodere. I carabinieri stanno svolgendo un ottimo lavoro per quanto riguarda il ritracciare e rimappare un po' anche tutti i percorsi che ho fatto con il veicolo, con il mezzo, e di fatto è un lavoro che è impegnativo e che sicuramente darà i suoi frutti. Non è una cosa semplice, nel senso che questi si muovono anche abbastanza in modo organizzato, conoscono bene dove sono i punti delle telecamere e quindi sanno come muoversi. Nel frattempo al primo cittadino continuano ad arrivare numerosi messaggi di solidarietà, tra questi quello del segretario del suo partito, Matteo Salvini, a cui il primo sindaco musulmano d'Italia risponde con una richiesta precisa. Io credo che ci vuole la certezza della pena e dare più possibilità alle forze dell'ordine di applicare quello che era il vecchio registro che ahimè a volte anche usa la forza per reprimere questi tipi di gesti. C'è una petizione sulla remigrazione adesso, per esempio, è d'accordo? Io sono d'accordo con chi di fatto delinque e comunque commette reati sul nostro territorio di rimandarli a casa, perché di fatto devono scontare le loro pene nei loro paesi. L'intervista di Daniele Garbini a proposito di sindaci, quelli della Carnia sono sul piede di guerra dopo la condanna del primo cittadino di Preone e del coordinatore della protezione civile comunale dopo la morte del volontario che nell'estate del 2023 fu colpito da un grosso albero mentre operava dopo il maltempo. Sentiamo.
ce l'ha sempre detto, 50 anni fa è nata la protezione civile regionale e nazionale. Noi oggi non vogliamo ricattare e dire che a 50 anni si chiuderà. Il caso Preone, con la condanna del sindaco e coordinatore della protezione civile, ha innescato una reazione a catena clamorosa. I sindaci della Carnia si sono riuniti d'urgenza convocando un consiglio straordinario per discutere le azioni da mettere in campo nell'immediato. Dopo un'ora di acceso e democratico confronto si è trovato l'accordo comune da attuare. La cosa fondamentale è che a 50 anni dalla tragedia del terremoto del Friuli, dove tra le macerie e la devastazione sorse quello spirito di volontariato e solidarietà che ha portato all'attuale protezione civile, come la ruota del destino, oggi la stessa potrebbe mettere la parola fine a questa magnifica esperienza di popolo. Noi in questo momento siamo fermi, come abbiamo già comunicato a Sua Eccellenza il Prefetto, alla Regione, quindi siamo in attesa che qualcuno ci dica. Chiaro che in questo momento la scelta potrebbe essere anche sciogliere le squadre di protezione civile. In questo momento siamo in stand-by. Potrebbe anche succedere. Ma non è un'attesa infinita. No, è un'attesa, tant'è vero che noi in questo momento porteremo nei primi consigli comunali utili anche questa decisione che lo prenda la politica, non solo il sindaco, ma anche la politica del territorio comunale. Quindi porteremo all'attenzione dei consigli questa decisione. Se da parte della Regione apprezziamo il comunicato stampa che ha fatto il nostro governatore Massimiliano Federiga, l'assessore Riccardi per il lavoro svolto in questi mesi, però sappiamo anche l'inghippo che è successo con la protezione civile nazionale. Quindi noi pretendiamo quel rispetto che ci è dovuto per il ruolo di sindaci e di coordinatori volontari sul territorio della montagna carnica. E dalla Carnia partirà questo messaggio. La cerimonia dei 50 anni del terremoto, ormai il programma è già stato stilato dalla Regione. I gruppi comunali e i sindaci della Carnia non parteciperanno alle commemorazioni ufficiali. Certamente noi parteciperemo in forma privata o in altre date, in quel di Gemona o Venzone, o ricorrendo o sul territorio nostro della Carnia, magari a Tolmezzo, con una messa a ricordo delle vittime, perché noi giustamente le vittime le vogliamo ricordare. Però un messaggio alla nazione, alla protezione civile nazionale è questo: il territorio della Carnia non vuole essere preso più in giro. Nel corso della seduta si è anche deciso di avviare una raccolta fondi a favore del sindaco di Preone Martinis e del coordinatore della protezione civile Valente per le spese processuali. Sicuramente adesso valuteremo, giustamente con il collega Andrea Martinis e con i suoi avvocati e quelli del coordinatore, io sono il primo a dire assieme ai colleghi di aprire una sottoscrizione per far sì che queste spese vengano da subito assorbite dalla comunità locale, in questo caso anche speriamo quella regionale. E su questa rivolta dei sindaci della Carnia sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga. Noi abbiamo lavorato in modo importante per intervenire in via legislativa a livello nazionale. È chiaro che se la strada è questa rischia di fatto di o scomparire o di essere dimensionata la protezione civile. La reazione della politica non si è fatta attendere. La sentenza di condanna per il sindaco di Preone e il coordinatore del gruppo di volontari del comune, al netto delle considerazioni sulle persone e il peso che stanno portando addosso, pone un serio problema per il futuro della protezione civile nel suo complesso, così come concepita dal cosiddetto modello Friuli. È un problema serio perché stiamo parlando di sindaci, di volontari, di organizzazioni sul territorio che permettono e hanno permesso di affrontare emergenze in modo assolutamente professionale. Adesso faremo anche tutti gli approfondimenti, perché è emersa oggi ovviamente la notizia del caso, per capire come poter intervenire, perché altrimenti rischiamo di uccidere o comunque ferire gravemente una realtà che per cui il nostro paese, il Friuli Venezia Giulia in particolare, è all'avanguardia a livello europeo. La stessa Europa ci cita come esempio virtuoso e quindi non possiamo permetterci di perdere o di indebolire una realtà come questa. Alle udienze nelle aule del Tribunale di Udine, i vertici della Protezione Civile regionale hanno ritenuto di non partecipare, un'assenza che è stata fatta notare ai primi cittadini. Per tutti, commenta il presidente della comunità di montagna della Carnia.
Beh, che ci fosse qualcuno sarebbe stato anche bello come supporto a quello che era la realtà, poi insomma loro sono sempre in contatto, anche diciamo che ci possono anche essere assieme a noi in maniera non visibile, ma lo stesso problema che abbiamo noi in questo momento si ribalta sulla stessa protezione civile regionale. De Crignis sottolinea anche la delusione, oltre che per la condanna del collega e del volontario, per l'inefficacia degli interventi normativi subentrati dopo la morte di Giuseppe De Paoli. Ma in questo momento ci sta dando torto su tutte le linee il fatto che fosse stato sistemato qualcosa. Alla fin fine c'è la condanna e questa è la decisione finale presa dal giudice, e perciò in questo momento va preso in mano tutto e riverificato, ritengo. Insomma, non possiamo prendere tutto come una situazione normale, perché chiaramente non c'è chiarezza in tutto, ma sicuramente questa espressione del giudice ha messo tutti in difficoltà, noi ma anche la Regione. Servizio di Francesco Pezzella, andiamo in pubblicità con i nostri registi Alberto Pivetta e Marco Gagliazzo, state con noi, grazie. Risolto il giallo della morte di Diana Canevarolo, è stata una morte accidentale, l'hanno stabilito le consulenze medico-legali. È una vicenda che avvenne, ricorderete, a Torri di Quartesolo nel Vicentino. L'avvocato Dalmaso ha annunciato che i congiunti potrebbero essere stati diffamati perché circolarono notizie che davano quasi per certa la responsabilità dei familiari. Adesso sarà nostra cura rivedere le dichiarazioni fatte dalle persone coinvolte nella vicenda per vedere se ci possono essere degli estremi diffamatori nei confronti ai danni soprattutto di Vincenza Arena e del figlio. È deciso l'avvocato Cesare Dalmaso che con il collega Riccardo Todesco tutela Vincenzo e Nicolò Arena, rispettivamente marito e figlio di Diana Canevarolo, la 49enne trovata priva di vita a Torri di Quartesolo, nel cortile del condominio in cui abitava, il 4 dicembre scorso. Le consulenze medico-legali hanno confermato che Diana è morta per un evento accidentale. La ricostruzione della squadra mobile della Questura, coordinata dalla Procura della Repubblica, indica che Diana è caduta da una panchina, battendo la testa, un trauma compatibile con le lesioni riscontrate e sufficiente a provocare la morte. La donna era fragile, era malata e fin dall'inizio, dopo le prime ore concitate delle indagini, i legali della famiglia avevano parlato di una tragica fatalità, escludendo il coinvolgimento di terze persone. Certo, un testimone aveva riferito di voci sentite provenire all'alba dal cortile, ma le indagini avevano escluso la presenza di terze persone. Per i familiari resta il dolore. Adesso, come annuncia l'avvocato Dalmaso, c'è da verificare se ci sono state dichiarazioni diffamatorie, perché per il legale Dalmaso è chiaro che si è trattato purtroppo di un incidente fatale determinato dallo stato psicofisico della stessa. Di nuovo qui in studio e ci colleghiamo in diretta con l'europarlamentare Anna Maria Cisin, ex sindaca di Monfalcone. Buongiorno onorevole, buongiorno. Buongiorno, grazie. È un piacere averla di nuovo qui a Focus TG. Anche per me. La ringraziamo. L'occasione è quella di un libro che lei ha appena pubblicato. Vediamo la copertina, La minaccia di Allah, Islam politico, sicurezza e libertà negate in Europa, a cura di Matteo Carnieletto, con una prefazione di Mario Giordano, pubblicato da Science Books. Ecco, è un saggio, è un racconto, di cosa si tratta, onorevole Cisin? Ma allora intanto ho approfondito temi che sono quelli che ogni giorno noi dovremmo valutare con molta attenzione, perché ragioniamo di radicalizzazione, perché davanti a casa nostra, il nostro vicino di casa,
quello che ha per un'attività può essere, come è successo a me, ad esempio, e lo racconto nel libro, quello che viene arrestato per terrorismo. Prima di tutto il ragionamento è che livello di sicurezza abbiamo. Il secondo tema, che è molto importante, che generalmente sfugge ai più che ti accusano di questioni che stanno davvero da un'altra parte, è la centralità del problema dell'Islam politico. Cioè nel libro racconto in maniera molto approfondita di che cosa dobbiamo preoccuparci, perché l'Islam politico è già qui. E porto 2 esempi. Il primo è quello relativo ad esempio a ciò che ci dice l'intelligence francese quando afferma con chiarezza attenzione allarme rosso, perché c'è ormai insinuato nei tessuti sociali francesi, belgi, che io ovviamente conosco anche per motivi di lavoro, ma anche italiani, in Veneto in particolare, devo dire, con un numero di moschee irregolari elevatissimo, con una scuola che viene citata in quel report dell'intelligence a Verona e che dice lì si formeranno gli imam di tutta Europa, con un apporto forte di un gruppo che è quello dei Fratelli Musulmani, che peraltro in molti paesi del mondo sono definiti e anche classificati come associazioni terroristiche, perché ricevono fondi da paesi e soprattutto da soggetti che sono vicini al terrorismo islamico. Quindi racconto in maniera abbastanza chiara quali sono gli obiettivi. E guardate, il diritto di culto non ha nulla a che vedere con questa partita, il diritto di culto è fuori da questa partita. Dentro ci sono 3 questioni: l'Islam politico, voglio governare, vogliamo sovvertire il sistema democratico. Come lo facciamo? Inserendoci nei tessuti sociali, culturali, sportivi, raccontando, predicando nelle moschee, che come ho detto per lo più sono irregolari, l'odio verso l'Occidente e come ci si deve comportare, con una possibilità di entrare dalla porta principale. Io mi raccomando ai cittadini in questo senso, perché ho fatto il sindaco di una città che ha avuto il primo partito islamico. Guardate, l'obiettivo è quello lì, in vari modi, non con la spada, con il sorriso, con l'inserimento e con quella modalità anche così piacevole che però diventa, come dire, status. Quindi mi insinuo, entro e poi entro dalla porta principale per governare, per sovvertire il sistema democratico. La seconda questione è l'applicazione della Sharia. Ecco, onorevole, lei si è pronunciata anche a Mestre sul progetto di realizzare una nuova moschea in Via della Giustizia. Ieri sera ci sono state 2 manifestazioni quasi contemporanee, centri sociali da una parte, Forza Nuova dall'altra. Vediamo, le faccio ascoltare cosa le dichiarazioni raccolte da Anna Maria Parisi. Sentiamo. I neofascisti che arrivano in città, nonostante avessimo votato in Consiglio Comunale un ordine del giorno all'unanimità e sottoscritto da tutto il Consiglio Comunale, compresi Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega, i Fucsi e ovviamente tutte le forze di opposizione, per dire che manifestazioni neofasciste non si potevano fare in città. E la cosa particolare è che quell'ordine del giorno era nato dopo l'assalto alla CGIL di Roma, per il quale sono stati condannati molti esponenti legati a Forza Nuova. Via Piave rappresenta una delle vie più strumentalizzate, che allo stesso tempo rappresenta la realtà di tantissime delle problematiche che la nostra città vive e che da tante realtà dal basso cercano di migliorare grazie a sportelli, grazie ad attività, grazie a una presenza quotidiana che riesce a migliorarne la qualità della vita e il volto. Per questo abbiamo deciso di partire in corteo e prenderci esattamente la strada che Forza Nuova avrebbe voluto, il percorso che Forza Nuova avrebbe voluto fare, e arrivare in centro della città per dimostrare che oggi è sempre Mestre antifascista. Ecco, così ieri i centri sociali. Anna Maria Cisint è una città che da una parte vede i centri sociali spingere per la moschea, dall'altra ci sono cittadini che hanno paura di, appunto, dei problemi che lei stava citando. Ma guardi, io le dirò, sono a favore
ovviamente della libertà di parola, di stampa, di manifestazione, ma dovrebbe sapere quell'uomo, quel giovane uomo che ha parlato, che in realtà quello che i centri sociali stanno combinando e assieme agli anarchici, e l'abbiamo visto a Torino, l'abbiamo visto in varie occasioni, ha nulla a che vedere con la democrazia. La democrazia è lasciare che ognuno pensi e possa dire quello che pensa senza vessazioni. C'era anche una bandiera dei Propal, anche lì noi abbiamo dovuto purtroppo dimostrare il grande legame che c'è tra i centri sociali, tra i Propal, tra gli anarchici, tra la sinistra, perché quello che è accaduto, ad esempio, ma il mainstream vuole dimenticarlo, ma esiste, quel legame con Hanun, con molti imam che in realtà fingevano di raccogliere fondi per il popolo di Gaza, in realtà li mandavano a Damasco. Questi sono fatti, e Via Piave la conosco molto bene, e direi a quel ragazzo che forse non abita lì o forse vive di ideologie, che i cittadini di Via Piave e tutti quelli che stanno lì attorno denunciano una grave situazione che nasce proprio da ciò che in Italia loro hanno creato, le porte aperte, senza regole, senza che venga rispettata la vera democrazia, che sono le pari opportunità di tutti nella legge. Tu ti comporti bene, tu rispetti le leggi, tu non le rispetti e sai che conseguenze hai. Questo è, secondo me, un discorso che non ha a che vedere con il partito, che non ha a che vedere con l'ideologia, ma che ha a che vedere con il buonsenso e con il rispetto della democrazia. Dopodiché vi devo dire che rispetto alla moschea, quella che il signor Prince, che ha una piccola associazione di, tra virgolette, buona associazione per fare le partite di cricket, sta raccogliendo dei fondi. Io non so se mai denuncerà e ci racconterà quanti fondi ha incassato, ma servono 30 milioni di euro per creare una struttura in un luogo che è destinato ad altro, dove dovrebbero entrarci, dovrebbe diventare la moschea più grande d'Italia. In questo momento il piano regolatore dice altro, quindi noi ragioniamo con un consiglio comunale, quello di Venezia Mestre, che ha detto che quel piano regolatore non vuole le moschee lì, perché altrimenti avrebbe fatto una variante. Senza la variante è irregolare. Ma di più, è ora di dirlo con chiarezza: come mai non firmano un'intesa? Come mai non si assumono la responsabilità di firmare un accordo con lo Stato italiano previsto dalla Costituzione, dove dicono: applichiamo in toto, no poligamia, non sottomissione delle bambine, spose bambine, no Sharia? Perché non firmano e non applicano tutte le leggi che l'Italia oggi ha nel suo ordinamento giuridico? Di questo si parla poco, ma è il punto fondante, il nucleo. Se tu non rinunci ad applicare il Corano quando si contraddice con la legge italiana, qui non ci puoi stare, per quanto mi riguarda. Vediamo anche le voci raccolte tra gli esponenti di Forza Nuova, che ieri sera ha fatto un corteo non concomitante con quello dei centri sociali, ma insomma un'altra manifestazione. Vediamo. Questa l'abbiamo chiamata pagliacciata, che ormai siamo abituati. Venezia, comunque sappiamo che i compagni comunque con le varie sigle politiche non hanno un peso e riescono comunque a modificare anche, come in questo caso, un corteo con un presidio per andare contro la moschea, che comunque a nostro parere è una moschea di 1500 persone, che a fronte di quello che si è visto anche una settimana, poco più fa, di 7000 fedeli che vanno comunque in qualche maniera a cambiare la faccia di una città, e forse anche del Veneto in questo caso. E invece ci ritroviamo dall'altra parte che vengono contro sempre con la storiella del fascismo, contro Mestre antifascista. Qua non è più un discorso del fascismo o non fascismo, non siamo qua perché quello che sta succedendo a Mestre, tra l'altro, è uno scandalo politico a nostro parere, perché comunque Prince era dentro alle liste comunali di Mestre proprio con Fratelli d'Italia, quella Fratelli d'Italia che fa lo scambio di voti con 4.000 voti che doveva portare su Prince, in automatico doveva andargli la concessione della moschea. Sì, scusa, la gravità è appunto questa, che tutti vanno a caccia dei voti degli stranieri.
sia la destra che la sinistra, e i compagni oggi che fanno il loro sporco lavoro e la questura ovviamente che si piega quando alzano la manina, che poi sono 100-150 persone. Io quando venivo a Mestre non ci potevo neanche venire 10 anni fa, che c'era 500, 700, 800 persone. Cosa succede? Che la destra e la sinistra vanno a caccia di voti. La destra voleva candidare un bengalese in cambio di fargli costruire la moschea per beccare centinaia di migliaia di voti, 4.000 voti, centinaia di migliaia no, 4.000 voti qua a Mestre, e alla fine è stato smascherato da Forza Nuova. Quindi in fretta e furia Fratelli d'Italia, i camerati di Fratelli d'Italia, che oggi i compagni difendono perché sono qui contro di noi e quindi a favore della loro moschea, i camerati di Fratelli d'Italia l'hanno scaricato, e probabilmente questo si candiderà col PD magari. Quindi noi di Forza Nuova, che siamo da sempre contro la presenza islamica in Italia, io ho fatto la galera per, vi ricordate, l'irruzione a Telenuovo con Ade Smith, parliamo di 30-35 anni fa, sono ancora qui per dire che l'Italia, e Mestre in questo caso, è cristiana e non musulmana. Luca Castelli, Forza Nuova, è caduto il collegamento con l'onorevole Cisin, che ringraziamo. A questo punto mostriamo di nuovo la copertina del suo libro, La minaccia di Allah, Islam politico, sicurezza e libertà negati in Europa, con la prefazione di Mario Giordano. Adesso andiamo a Venezia, perché a Ca' Farsetti è stata presentata la nuova edizione del Salone Nautico. Anna Maria Parisi con il sindaco Luigi Brugnaro. A te, Anna. Sì, eccoci, buongiorno direttore. 7ª edizione del Salone Nautico, che si terrà dal 27 al 31 maggio corrente, quindi tra circa un paio di mesi, sindaco, ovvero 2 giorni dopo che ci sarà che cosa? Si va a votare, 24 e 25 si vota a Venezia. E poi invece il 27 si inaugura il Salone Nautico, per cui io conto di non essere più sindaco il Salone Nautico. Però diciamolo agli amanti del mare, abbiamo finanziato già questo salone e anche quello dell'anno prossimo, per togliere il dubbio a tutti. Poi speriamo che vogliano continuare, perché insomma fino adesso la sinistra ha sempre votato contro questo salone, per cui insomma è una scelta importante quella del sindaco, non è solo un fatto di simpatia o meno, cioè se si crede nella continuità del fare le cose, o se si pensa che le cose nascono da sole, per cui ci mettiamo lì, studieremo, vedremo, si vedrà. Ecco, sindaco, senta, allora si diceva, siamo già entrati nel tema delle amministrative che si terranno a breve. Abbiamo saltato il Salone Nautico. Adesso torniamo sul Salone Nautico. Restando un po' sull'argomento, c'è la questione delle ticket d'accesso. Sì. Il candidato Venturini ha proposto di estenderlo e di farlo pagare anche ai veneti, però diciamo che adesso non si paga, i veneti non devono pagare. No, adesso intanto resta tutto così, i veneti entrano gratis, cioè l'unica cosa, noi questa tassa, chiamiamola così, noi abbiamo chiamata contributo d'accesso, perché vuole essere un'obbligazione alle persone a prenotarsi, perché la città è delicata, il centro storico è delicato, dobbiamo difendere la città, la difendiamo per tutti, perché è la città dei veneti ed è una città del mondo, e per cui non ci possono stare milioni di persone dentro. Al Veneto chiediamo soltanto: diteci quando venite. Poi come sarà, come si evolverà nel tempo, si vedrà. C'è chi parla di un biglietto unico, chi vuole togliere del tutto, dice non serve a niente, ma non è vero che non serve a niente, perché abbiamo dimostrato al mondo intero la delicatezza di Venezia. Quando arrivano tanta gente che non conosce la città, spieghiamo che bisogna camminare a destra, che bisogna tenersi i rifiuti in tasca, la carta da merendina non buttarla in acqua, cioè sembrano sciocchezze, ma persone che non sanno sono abituate a un altro modo. La nostra è una città particolarissima e abbiamo avuto apprezzamenti da tutto il mondo per questa misura, per cui se non costa niente ai veneziani, non costa niente ai veneti. L'unico fastidio che ti può dare è che in quei 50 giorni che noi riteniamo essere particolarmente, diciamo, carichi, il famoso bollino nero si diceva una volta per le strade, ecco, in quei giorni dico, ci fai sapere se vuoi venire, proprio quei 40 giorni, tu sei Veneto, vuoi venire in quei 40 giorni, ce lo dici, non devi pagare niente. Quello che farà poi le amministrazioni successive saranno tutte verificando i risultati, perché noi così abbiamo scoperto tanti cittadini a Venezia che prima non si sapeva ci fossero, perché qui si contano sempre i residenti, però quando è stato chiesto le autorizzazioni
alle deroghe, sono saltati fuori come d'incanto un sacco di domiciliati. C'è tanta gente che vive a Venezia ma non è residente, però questi qui usano i trasporti. No, è successo a seguito del contributo d'accesso, perché per il contributo d'accesso, non col Covid, non c'è di Covid, non c'entra niente. Cioè con il contributo d'accesso uno per accreditarsi, per avere l'esonero, per poter passare, se no doveva pagare. Diceva no, guardi che io sono... e sono venuti fuori migliaia di persone, sono venuti fuori migliaia di studenti che vivono a Venezia 9 mesi all'anno. Come li chiamate voi? Come li chiamate? Secondo me sono residenti, non votano, non pagano tasse, però sporcano, usano l'acqua, gli acquedotti, la fognatura, i trasporti e paga il sindaco. Dopo uno va in farmacia, poi uno va in farmacia e dice ma la città si sta spopolando. Beh, insomma, anche no. Diciamo che ci sono delle norme anche urbanistiche e fiscali, per cui se tu hai una casa a Mantova, ti tieni la residenza a Mantova perché lì non paghi le tasse, no? Prima casa, per cui vieni a abitare magari a Venezia per motivi tuoi e sei domiciliato ma non hai residenza, per cui non fai i calcoli nella farmacia famosa che tutti quanti. Sì, ecco. Allora, chiaro sulla ticket. 55 giorni e ho finito. Dopo 11 anni. Chiaro sul ticket d'accesso. E invece, Sindaco, brevemente tornando al salone nautico, numeri record l'anno scorso con oltre 300 imbarcazioni, 10 paesi tra gli espositori provenienti da tutto il mondo, nei 55.000 metri quadri di bacino per l'esposizione, dove è presente anche la Marina Militare. All'Arsenale. Lei ha detto che quest'anno verrà col suo yacht. No, quest'anno se non sono più sindaco ho detto arriverò in barca. Non ho detto che vengo con lo yacht, posso venire anche con la barca normale che ho, la barca mia personale, lo giro da sempre con la mia barca personale, verrò con la mia barca, senza dover anche mettere con la fascia a fare tutti gli onori di casa, magari mi diverto anche, sto con gli amici a bere un bicchiere di vino. Anna Maria, purtroppo abbiamo problemi di tempo con la pubblicità. Dobbiamo chiudere qui e fare i complimenti al sindaco, perché dopo 11 anni di battaglie, di lotte dure in Consiglio Comunale non ha perso il suo smalto, devo dire. Complimenti sindaco, complimenti. Grazie direttore, grazie, ci vediamo presto. Grazie, buon lavoro. Andiamo in pubblicità, prego. Credo sia terminato a Treviso il vertice per prorogare la zona rossa, si è parlato quindi di sicurezza. Torniamo da Cristian Arboita, da Nicoletta Rizzetto. A te Cristian. Sì, direttore, buongiorno di nuovo, ti do un aggiornamento flash. La zona rossa a Treviso è stata prorogata per altri 60 giorni, quindi a partire dal 7 di aprile, subito dopo Pasqua, per altri 2 mesi. È la zona rossa seconda versione, la zona rossa allargata, quindi la zona rossa riguarda sia la zona della stazione via Roma, sia il quadrante caldo di Piazza Borsa. In questi ultimi 2 mesi sono stati allontanati 15 soggetti ritenuti pericolosi o con precedenti. Questo dato ce lo ha confermato lo stesso sindaco di Treviso, Mario Conte. La riunione è in parte ancora in corso, ma per i dettagli, quindi ci sono ancora i comandanti delle varie forze di polizia, forze dell'ordine, però questa è la notizia che volevamo comunicarti io e Nicoletta Rizzetto, ma da Piazza dei Signori per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian, grazie. Chiudiamo con un libro su un partigiano e rivoluzionario a Cuba, è l'unico europeo ad aver combattuto con Fidel Castro e Che Guevara, la leggendaria vita del trevigiano Gino Donè Paro, raccontata in un volume e presentato a San Donà di Piave, dove è morto nel 2008. Immaginare che dopo una collaborazione e un'attività così forte nel periodo partigiano, emigrato scappato quasi in Cuba, decide
di diventare rivoluzionario. Per tutti a Cuba è sempre stato el italiano. Gino Doné Paro è l'unico europeo ad aver partecipato alla rivoluzione di Fidel Castro e Che Guevara, che nel 1959 liberò l'isola dalla dittatura di Fulgencio Batista. Lui che, già oltre i 30 anni, aveva lasciato l'Italia dopo aver combattuto la guerra partigiana. Uno che dava del tuo a Castro e al Che, nato a San Biagio di Callalta, morto a Sandona di Piave, dove una serata è stata dedicata proprio alla sua vita, raccontata in un libro da Piercarlo Porporato e Daily Sanchez Lemus. Era una persona quasi schiva, non voleva mai apparire, anche se aveva una storia incredibile. Ci siamo detti, potrebbe essere un soggetto da film. Una vita da film, una vita leggendaria che merita di essere raccontata anche e soprattutto alle nuove generazioni. Prima l'esercito, poi partigiano dopo l'8 settembre, la fine della guerra e l'emigrazione tra Belgio, Francia e Germania fino a Cuba, dove entra in contatto con i rivoluzionari. L'incontro con Fidel Castro, quello con Che Guevara, le missioni, i combattimenti, le fughe dalla polizia di Batista, la vittoria, mantenendo sempre e comunque un'etica inossidabile, come quando decise di non partecipare all'attentato di Santa Clara nel 1959. Non lo fece per un motivo, perché era una festa e avrebbero potuto uccidere dei bambini. E lui dice il nostro combattimento, la nostra azione è contro il dittatore e non contro la gente. Poi di nuovo in Italia, ma con Cuba, un legame mai finito. Più ritorni, l'ultimo nel 2004, poco prima della morte, solennemente decorato per il suo contributo alla lotta. Un personaggio da ricordare, uno che, nel mondo in fiamme di oggi, non esiterebbe nemmeno un istante. E secondo me si metterebbe di nuovo a fare il rivoluzionario. Servizio il nostro caporedattore centrale Nicola Zanetti. I 60 anni dei Pooh saranno celebrati con 3 date, 3 concerti all'Arena di Verona il 14, 16 e 17 maggio. I Pooh sono stati ricevuti dal sindaco Tomasi. Sentiamo cosa hanno detto in questo servizio dell'Arena, il quotidiano L'Arena di Verona. Beh, devo dire che iniziare un tour mondiale legato al 60ennale della nostra esistenza nel posto più bello del mondo, direi che facciamo scopa, no? Come si dice? Grande emozione, perché cominciamo col botto e per noi sarà cominciare alla grandissima quello che sarà un tour che finirà poi alla fine di novembre con il tour che ci porterà in Canada e negli Stati Uniti per una cosa come più di 40 concerti nel mondo, e cominciare nel posto più bello del mondo, ripeto, è veramente emozionante. Da subito il tiro di quello che sarà questo tour. Puoi immaginare quanto possa essere grande la nostra gratitudine, perché poi alla fine noi siamo veramente grati alla vita sicuramente e a tutte le persone che ci hanno comunque accompagnati, no? E che ognuno ha lasciato comunque un segno importante che in qualche modo tutte queste persone hanno permesso ai Pooh ad arrivare fin qui. Un traguardone, un traguardo quasi impossibile, un traguardo miracoloso, un traguardo impensabile. Essere arrivati fin qui è veramente qualcosa di bello, di emozionante, di grande, e non possiamo che essere felici. Devo dire che la vita nei nostri riguardi è stata veramente molto, molto generosa. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, c'era anche Red Canzian, ovviamente. Chi fermerà la musica dei Pooh? Nessuno. vanno avanti ad libitum. Allora vediamo gli ospiti di questa sera a Focus: Leopoldo Bottero, Maria Laura Faccini, Alvise Gottardello, Federica Ortolan, Eleonora Paccagnella, Valentina Pillon, Giuseppe Saccà e Massimo Venturato. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. I nostri registi Alberto Pivetta e Marco Gagliazzo, il coordinamento di Rina Paronetto. Arrivederci, buona giornata.